Allora Gloria, oggi il tuo track è qua Zoppè di San Vendemiano, ma tu comunque giri quasi tutto il quartiere del Piave. Sì. Perché la scelta di fare un track specializzato nei vini? Allora, la mia passione è il vino, il mondo del vino e i vini tradizionali veneti, quindi la scelta di prendere dai diverse zone viticole venete, selezionare piccole aziende agricole e portarle on the road su eventi, manifestazioni del Triveneto principalmente, perché il mezzo è piccolino, quindi non riesco a fare tanta strada e quindi così. Adesso, grazie al Covid, io dico così, mi sono reinventata, ho una proposta anche di food con il panino col pastin e il frico. Perché la scelta è stata quella di non aprire un'enoteca fissa, ma di aprirla in un track? Allora, non riuscivo a trovare un locale che mi piacesse, che mi entusiasmasse e io sono un po' pazzerella e quindi ho detto perché anziché farlo fisso non portarlo in giro. La gente inizialmente era un po' stupita della particolarità di proposta, adesso invece ha capito la qualità e la mia tipologia di vini e quindi mi segue principalmente sui social, vede dove giro, gli eventi che faccio, perché appunto quando c'era la possibilità di fare manifestazioni mi trovavano un po' in diverse zone, ecco. Quando è nata questa idea di fare un track? Allora, la cantina itinerante è nata nel 2018 e all'inizio facevo street food e poi adesso invece sto puntando a piccoli eventi di paese, cose così, e anche manifestazioni private, che va dal matrimonio al catering per un compleanno. E il discorso del Covid, dell'emergenza sanitaria, ti ha limitato, i vari DPCM hanno limitato qualche tuo movimento oppure no? Sì, purtroppo sono rimasta ferma 3 mesi, anche perché appunto prima non facevo da mangiare, quindi ho studiato un'alternativa e mi sono reinventata. Ho la fortuna di non abbattermi e cogliere di un ostacolo un'occasione, insomma, di fare il salto. E i vini che scegli, in base a cosa li scegli? Allora, tengo vini tradizionali veneti delle diverse zone viticole di piccole aziende agricole, quindi dove curano dalla vigna il prodotto fino al prodotto finale in bottiglia, insomma. Quindi vado proprio a ricercarmi le piccole aziende delle diverse zone, quindi ho vini del Valdobbiadene, ho vini della zona del Piave, andiamo nella zona di Vicenza e anche Valpolicella. Io sono veneta, ci tengo al Veneto perché abbiamo tantissimi prodotti da valorizzare che non conosciamo.